Rendicontazione di attività gonfiate e tangenti, 10 indagati a Trieste nell'inchiesta della Guardia di Finanza sulla manutenzione delle strade ANAS, la stazione appaltante truffata per €500.000. 29 ottobre la tempesta Vaia si scatena in tutta la sua forza impressionante. Ieri sera a Ring ha presentato il trailer del documentario realizzato dalla nostra emittente per raccontare il disastro che ha cambiato la nostra regione. E oggi pomeriggio a Roccapietro una messa e numerosi interventi con i protagonisti di quei giorni nel comune simbolo della devastazione. Zaia a Ring, quanta dignità nel loro silenzio e nella voglia di rialzarsi. Morto a 88 anni nella sua casa di Mestre, Cesare Bovolato, lo storico patron della catena di supermercati Cadoro, l'ultima inaugurazione a Mogliano la scorsa estate. Paura ieri sera all'Istituto Superiore di Milano, dove alcune bombolette sono scoppiate dentro un armadio, indagini dei carabinieri sulle cause. Commuove la Marca la storia della 39enne che ha dato alla luce il figlio nonostante il tumore in fase avanzata, la donna morta 3 ore dopo il parto. Il capoluogo della Marca è il più ecologico del Veneto, lo dice la classifica del Sole 24 Ore Legambiente, che posiziona Treviso al 7° posto nazionale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, in primo piano la cronaca di un'operazione di queste ore della Guardia di Finanza di Trieste con 10 persone indagate che avrebbero gonfiato la rendicontazione di attività a favore della stazione appaltante l'ANAS. Questo non c'entra, scusate, non c'entra questa immagine. Avrebbero gonfiato la rendicontazione di attività a favore della stazione appaltante l'ANAS truffandola per oltre €500.000 e a fronte degli indebiti guadagni l'amministratore di una SRL triestina appaltatrice avrebbe pagato mazzette al direttore operativo della partecipata pubblica e un altro dirigente dell'ente per un controvalore di €65.000. Questa è l'indagine di queste ore della Guardia di Finanza di Trieste, ovviamente insieme alla Procura ci sono 10 persone indagate che dovranno rispondere a vario titolo di truffa aggravata, falso ideologico in atto pubblico e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. 3 in tutto le aziende coinvolte, questa SRL triestina e 2 imprese subappaltatrici. Un settore delicato, quello della manutenzione delle strade. Nelle prossime ore vedremo ovviamente aggiornamenti di questo terremoto con l'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Trieste. Ma adesso andiamo in Veneto e andiamo a parlare di quel 29 ottobre nel quale dopo l'inizio dell'emergenza, lo ricorderete, del 28 ottobre, la tempesta Vaia si scatenò e ovviamente tutti ricorderete il comune simbolo di quella devastazione, Roccapietore, che oggi ricorda proprio quei giorni. Allora, vedo già in collegamento la nostra Tiziana Bolognani insieme a Francesco Bortotto. È una giornata particolare oggi per Roccapietore, vero Tiziana? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te a studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Una giornata giustamente particolare, come dicevi tu, è una giornata in cui si ricorda un anno dalla tempesta devastante di Vaia e Roccapietore è il comune che è diventato simbolo della tragedia che ha completamente cambiato i connotati della provincia di Belluno e di alcune zone del Veneto. Ricordiamo Roccapietore, 23 giorni senza acqua, senza corrente, senza collegamenti, con le strade interrotte, il disastro ai serrai di Sottoguda, l'acquedotto completamente divelto dalla furia dell'acqua e del fango, ma è doveroso ricordare i danni causati da questa tempesta. Alle mie spalle ci sono gli alberi, i tronchi di alberi completamente spellati, rimasti a simbolo di Vaia, 1000 alberi monumentali, quelli caduti nel territorio del comune di Feltre, che è il comune che ha patito i maggiori danni sia dal punto di vista del patrimonio che dal punto di vista degli immobili. Ricorderete quella drammatica sera con la tromba d'aria che devastò un'intera frazione, la frazione di Villaga di Feltre, e che rase al suolo gli alberi davanti nel viale che c'è davanti all'ospedale e lungo tutta la Cugliada sulla strada regionale 50 del Grappa e Passo Rolle. Qui a Roccapietore c'è ancora un segno, siamo a pochissimi passi dal municipio. Chiedo a Francesco di farvelo
vedere, di girare l'occhio della telecamera. Vedete quel tetto ancora ricoperto da una copertura, da del cartone plastificato provvisorio. Ecco, quel tetto quella sera, durante le raffiche di vento che, lo ricordiamo, superarono i 200 km all'ora, ebbene quel tetto venne completamente sollevato e finì intero proprio al centro della piazza davanti al municipio. Per fortuna non ci furono danni a persone, le persone nei momenti più drammatici erano rinchiuse in casa, e d'altro canto anche il sindaco Andrea De Bernardin ce l'ha detto, non era possibile neppure aprire la porta di casa, neppure inimmaginabile mettersi al volante di un'auto a distanza di 2 chilometri da qua dal centro del paese sino a Bosco Verde. Caddero la bellezza di 150 alberi proprio sulla strada che poi porta ai serrai di Sottoguda e ancora a Malga Ciapela e in Marmolada. Noi lo ricordavate anche voi nei titoli, in quelle giornate cerchiamo di essere vicini come una televisione può fare nel momento in cui diventa servizio pubblico, e restammo in diretta per ore, giornate intere, e in questi giorni stiamo lavorando per la realizzazione di un documentario che racconta quei drammatici momenti vissuti dal Veneto, che abbiamo detto Veneto in ginocchio, che però con grande resilienza si è rialzato, si è rimesso in piedi nel giro di pochissimo tempo. Vi facciamo vedere il trailer di quel documentario che andrà in onda, che trasmetteremo tra pochi giorni. Da noi a questo punto terminiamo la zona di San Raffaele Barbarazzi, insomma. Non posso parlare. È una disperazione, è partito qua. Fa ancora paura, la nebbia è tanta, qui ci saranno un paio di giorni. Dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua, ma senza luce, senza niente, veramente niente. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il giovedì sera già c'erano le previsioni meteo che ci davano grosse preoccupazioni per la domenica e il lunedì, soprattutto lunedì pomeriggio sera. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sta volando di tutto, qui siamo in piazza del Duomo. Vento forte, sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se ero capito che c'era ancora, se il municipio era stato portato via. È una cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare tutti uniti e piano piano ce lo faremo. (1746 cantieri attivati subito dopo l'emergenza, e un lavoro che continua di fatto. La strada, ogni strada che si percorre in provincia di Belluno è tutto un fiorire di cantieri che stanno lavorando soprattutto per il monitoraggio e per mitigare il rischio idrogeologico. A Rocca Pietore quest'oggi
c'è un momento di commemorazione. Alle 16 il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Marangoni, celebrerà la messa in un tendone allestito a Bosco Verde. Seguiranno gli interventi dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, del comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, del massimo dirigente del Capo Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli e del responsabile dell'emergenza del Veneto Fabio Dell'Acqua. Tutto questo accadrà nel pomeriggio qui a Roccapietro, e invece parliamo del presidente Zaia, che da poco più di un'ora ha iniziato la sua conferenza stampa a Palazzo Balbi. Ieri sera il presidente Zaia era ospite al telefono con Ferdinando Avarino a Ring, e ieri sera Zaia ha ricordato la dignità e la forza della popolazione della montagna colpita dal disastro, ma si è anche soffermato sulle polemiche di allora, in particolar modo riguardo le previsioni meteo che alcuni definirono pochi giorni prima eccessivamente catastrofiche e esagerate, e che invece purtroppo ai noi si rivelarono tali. Può partire il servizio. Io ho la sensazione ancora oggi da brivido del silenzio, della dignità, del rimboccarsi le maniche e della voglia di fare di quelle genti che sono veneti e che hanno dimostrato al mondo intero, non all'Italia, al mondo intero, quindi non solo all'Italia, di cosa significhi avere un problema e risolverlo. Guardi, io non ho trovato gente anche nelle prime ore che cominciasse a dire, seduta magari sul muretto vicino a casa, ho bisogno di soldi, ho bisogno di questo, ho bisogno di quello. Io ho trovato gente che sparava fango. Vorrei ricordare che quando parlo di Vaia io parlo da commissario del governo, non parlo da presidente della regione. Io ho l'incarico di commissario, e perché lo dico? Perché qualcuno pensa che ci siano delibere, non c'è nessuna delibera, non c'è nulla in regione, nel senso che si decide, firma il commissario e risponde il commissario. Però ha portato il modello di coinvolgere tutti. Forse lei ricorderà che all'inizio ci fu polemico con qualche sindaco perché dissi adesso voglio i sindaci soggetti attuatori. Poi hanno capito perché essere in una squadra commissariale come sindaci vuol dire avere l'autonomia di decidere, di muoversi, tanto che i sindaci hanno fatto un lavoro strepitoso. Le decisioni le ho prese io, nel senso che quando si è trattato di chiudere le scuole non è assolutamente vero che qualcuno mi ha scritto per dirmi deve chiudere le scuole ho deciso io di chiuderle, assumendomi la responsabilità. Adesso magari siamo tutti bravi a fare gli eroi, però le do uno scenario migliore. Se io avessi chiuso le scuole, se avessimo allertato la protezione civile come è stata allertata, se avessimo fatto tutto quello che dovevamo fare in via preventiva e poi non ci fosse stato nulla, sa cosa avremmo avuto? Oggi staremo a parlare di Presidente della Regione denunciato per procurato allarme, per spese inutili, le interruzioni di pubblico servizio per le scuole, cioè noi siamo in un paese molto strano. Ricordo che in questo paese le decisioni prese così, essere anche decisionisti, a volte portano guai. Dico tutti quelli che poi in tribuna dello stadio di calcio giudicano la partita, magari con il tè caldo in mano. Ecco, questo è il presidente Zaia. Oggi 29 ottobre è anche il giorno in cui si ricorda la storica piena del Piave e le ricordate bene le immagini del capoluogo dolomitico di Belluno con il Piave esondato e con il disastro nella spiaggia che era stata realizzata per i turisti e per i bellunesi tutti. Ieri sera 20:10 i sindaci di Salgareda e di Zenzon di Piave hanno ricordato i giorni di paura sul Piave, il disastro lungo la golena allagata di fango e di acqua. Sentiamo. Questo evento straordinario ha portato alcune persone a abbandonare la casa, già adesso io almeno 4-5 famiglie se ne sono andate. E rispetto all'anno scorso? Sì, hanno voluto andare via, le persone poi, sai, quando diventano le cose ripetitive così a breve tempo, anche 2 volte all'anno, cioè
diventa stancante, e poi non so se avete mai visto una casa all'interno dopo un'alluvione, è un disastro in effetti, di fango, mobili rovinati. Ma soprattutto l'anno scorso, insomma, per il tipo di impatto che ha avuto. Sì, 4-5 famiglie hanno lasciato, e quelle case adesso sono chiuse? Quelle case sono chiuse, sì, alcune in vendita. Alcuni cercano di vendere, altri le tengono per il periodo estivo comunque, però in effetti c'è un'uscita volontaria. Curiosità, hanno lasciato il comune o No, sono rimasti a Sagareda. Sì. Per lei, sindaco? Sì, anche da noi. In realtà 3 o 4 nuclei familiari si sono spostati, un paio sono rimasti nel comune e altri invece se ne sono proprio andati sostanzialmente dall'area volenale. Concordo con il sindaco quando dice che in realtà non è semplice, io capisco in parte chi abita in area volenale, non è semplice lasciare la propria abitazione sulla quale magari si è anche investito in ristrutturazioni, non è affatto semplice, però purtroppo dobbiamo fare i conti con una realtà che è sempre più difficile, perché in effetti negli ultimi 4 o 5 anni il Piave si è fatto sentire pesantemente. E allora la tragedia di Vaia un anno dopo è anche la giornata questa in diverse zone, in moltissime città del Veneto, un momento per confrontarsi, per parlare anche del futuro e per cercare di capire come si potranno sistemare le cose, come potrà il nostro territorio tornare ad essere esattamente come era prima. Abbiamo detto un sacco di volte, ci vorranno davvero moltissimi anni. Una delle iniziative di questa mattina a Venezia, un workshop, comunicare l'incertezza delle previsioni meteo marine. Si è svolto questa mattina a Palazzo Franchetti, è stata l'occasione per tornare esattamente a un anno fa, quando Venezia visse momenti davvero drammatici con il massimo storico della marea. Vi lancio questo servizio e vi restituisco la linea, naturalmente per raccontarvi la giornata di oggi a Roccapietro, e vi do l'appuntamento nei giornali di questa sera. A voi. La notte del 28 ottobre 2018, un anno fa, Venezia si stava preparando ad affrontare una delle maree più alte della storia, che il giorno seguente arrivò a toccare il picco massimo di 156 centimetri. I trasporti ad un certo punto furono interrotti, i negozi erano allagati e così molte case. Uno scenario apocalittico per cui si mobilitò l'intera città, a partire dalla protezione civile. Abbiamo avuto una cinquantina di volontari che hanno operato nell'informazione della cittadinanza, hanno operato nel supporto a quelle che erano le criticità. Ad esempio ricordo che 2 nostre squadre hanno operato presso la centrale Enel che c'è alla stazione di Venezia, impedendo praticamente un blackout alla città grazie all'utilizzo delle motopompe. Il workshop svoltosi a Palazzo Franchetti, comunicare l'incertezza delle previsioni meteo marine, cui hanno preso parte alcuni dei massimi esperti in materia, è stata l'occasione per tornare con la mente a quel giorno e fare un'analisi a distanza di un anno. Se il fenomeno si fosse verificato poche ore prima avremmo avuto probabilmente la marea più alta di sempre, e quindi devo dire che nonostante c'è stata una marea eccezionale che ha portato anche molti danni nella nostra città, è stata una marea fortunata, perché ripeto poteva superare anche i 2 metri, quindi con tutte quante le conseguenze che si sarebbero potute stare. In casi come questi le previsioni sono fondamentali, perché permettono di prepararsi all'evento nel miglior modo possibile, ma c'è ancora molto da fare in tal senso. Il lavoro deve essere costante e soprattutto il più possibile migliorativo di quelli che sono i modelli previsionali. È un tema che ci aiuta a raccogliere ulteriori elementi per migliorare quella che è la comunicazione di allertamento. Fenomeno questo che va preso seriamente, perché è difficile avviare e procedere con un processo culturale per una maggior conoscenza di quelli che sono i modelli previsionali, ma non solo, di come si sviluppa nel pratico tutto ciò che stiamo dicendo. Chiudiamo dunque quest'ampia pagina dedicata alla tempesta Vaia per parlare del mondo dell'imprenditoria in lutto per la scomparsa di Cesare Bovolato, il patron di Cadoro, morto a 88 anni nella sua casa di Mestre. Un lutto inatteso dal momento che Bovolato sembrava godere di ottima salute e solo pochi mesi fa
aveva presenziato l'inaugurazione del nuovo supermercato a Mogliano Veneto, una storia nata nel 1964 a Mestre con l'apertura del primo punto vendita della catena di supermercati Cadoro. Bovolato lascia i figli Lara e Luca, a cui ora spetterà il compito di mandare avanti l'azienda fondata dal padre. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca. A Mirano ieri sera attimi di paura per alcuni scoppi all'interno di una scuola, ci racconta quanto accaduto Filippo Fois. Sì, buongiorno da Mirano. È aperta in piena attività l'Istituto Superiore 8 Marzo Lorenz di via Matteotti a Milano, dove nella tarda serata di ieri si sono verificate alcune esplosioni che avevano destato un certo allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato come l'esplosione si sia verificata in un piccolo locale del primo piano di circa 2,5 metri per 2,5 metri, adibito a deposito per attrezzature di manutenzione della scuola. Ad esplodere sono state alcune bombolette che si trovavano dentro un armadio. Le pareti di cartongesso di questo piccolo ambiente sono collassate, ma la zona è stata immediatamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Più che altro il mistero è su come siano potute esplodere queste bombolette. Dai primi accertamenti sembrerebbe che le bombolette siano state surriscaldate da un utensile caldo che era stato appoggiato vicino all'interno di un armadietto, ma i carabinieri stanno svolgendo ulteriori approfondimenti per capire se le cause della deflagrazione siano state dolose o accidentali. All'opera in queste ore anche il nucleo investigativo antincendio territoriale. Comunque i danni sono stati limitati e fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Con questo per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Ricorderete l'omicidio di Silea del maggio scorso, uccise il genero con un colpo di fucile. La perizia psichiatrica conferma che il suocero, 91 anni, era consapevole di quanto faceva quando imbracciò l'arma. Sapeva quello che faceva quando ha imbracciato il fucile ed ha colpito a morte il genero. Giovanni Padovani, il 91enne che lo scorso 19 maggio sparò in faccia al genero Paolo Tamai, 63 anni, può essere processato, secondo la perizia psichiatrica. Per il 91enne agli arresti domiciliari in una struttura per anziani si profila dunque la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa della procura è di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Abitavano in case confinanti e la tensione tra genero e suocero si trascinava da anni. La situazione è esplosa la mattina del 19 maggio quando dall'uscio della sua abitazione il 91enne ha sparato colpendo a morte il genero. Mi derideva, avrebbe detto l'anziano, e gli ho sparato, così è finita. Una tragedia che ha sconvolto il paese di Silea, dove Paolo Tamai era molto conosciuto ed apprezzato. Dopo le conclusioni della perizia psichiatrica per il suo assassino si potrebbe, nonostante l'età, avvicinare il processo. Un'altra vicenda che ha sconvolto la Marca stavolta in queste ore, una vicenda di tutt'altro tenore, è quello del dramma della giovane mamma che ha scoperto di avere un tumore alla 26esima settimana di gravidanza e si è spenta 3 ore dopo aver dato alla luce il figlio. Dalla gioia più grande, quella di aspettare un bimbo, al dramma, la scoperta di un tumore con metastasi diffuse. Sono trascorsi appena 10 giorni da quando la diagnosi è emersa in tutta la sua gravità a quando questa giovane mamma, poche ore dopo aver dato alla luce il suo bimbo, è spirata. La tragedia nella notte tra sabato e domenica all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove la donna, 39 anni, originaria del Camerun, alla 26esima settimana di gravidanza, era ricoverata da una decina di giorni quando si è scoperta la gravità del tumore che l'aveva colpita al seno. Si è cercato di fare di tutto per salvare questa donna, già mamma di altri 4 bambini, ma la situazione purtroppo è precipitata. Sabato notte, poco prima delle 22, i medici, visto il quadro clinico complessivo, hanno deciso di praticarle un cesareo per salvare almeno il bambino. Il piccolo, un maschietto che pesava alla nascita 1,4 kg, è stato ricoverato nel reparto di patologia neonatale.
Risponde bene alle terapie, il decorso è regolare per la prematurità. La mamma invece non ce l'ha fatta, 3 ore dopo è spirata, lasciando nella disperazione il marito che ora dovrà affrontare da solo la vita ed il compito di crescere 5 figli. Una vicenda drammatica che ha colpito e commosso profondamente tutte le equip che hanno seguito la donna, medici, infermieri, ostetriche. Ci siamo stretti tutti attorno a questa mamma, ha detto il primario di ginecologia Enrico Busato, mamma che fino alla fine ha lottato con grande coraggio. Restiamo nella Marca trevigiana, la buona notizia per il capoluogo è che secondo il Sole 24 Ore Legambiente è il capoluogo più green del Veneto e tra i primi in Italia. Le città più green d'Italia? Vince Trento, sul podio Mantova e Bolzano. Treviso è arrivata al 7° posto a livello nazionale con un più 2% rispetto all'anno scorso. Un risultato importante. Treviso è di fatto la città più green del Veneto. La classifica di Legambiente del Sole 24 Ore fotografa le performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia d'Italia, incrociando 18 indicatori. Le aree di misurazione sono 5: qualità dell'aria, consumo e dispersione dell'acqua, mobilità, rifiuti, ambiente urbano. A ritirare il riconoscimento a Mantova, con grande soddisfazione di tutta l'amministrazione comunale, l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Sì, siamo molto contenti di questo è frutto di un grande lavoro dei trevigiani e dell'amministrazione Conte. Possiamo ancora migliorare in qualche posizione, considerando che ci sarà un investimento sulle fognature, ma questo è molto felice perché abbiamo fatto un balzo ancora avanti per quanto riguarda la differenziata e soprattutto sul risparmio della rete idrica, in quanto ATS ha fatto moltissimi collegamenti all'interno del comune di Treviso. Poi per quanto riguarda la mobilità invece? Beh, la mobilità, diciamo che dai dati che Legambiente e il Sole 24 Ore ci mostra, i trevigiani usano molto il mezzo pubblico e quindi a questo punto abbiamo un riscontro veramente positivo. Possiamo fare ancora di più tenendo conto che Treviso non è proprietaria della propria mobilità, a differenza di altri comuni che sono davanti a noi in questa particolare classifica. Però io evidenzierei anche l'ottimo risultato in termini di performance per il numero di alberi piantumati rispetto agli abitanti. Questo è un dato elevatissimo, Treviso è un dato incredibile, considerando che noi metteremo altri 1700 alberi nei prossimi 2 anni. Quanti alberi sono stati già piantati? Quasi 600 negli ultimi 2 anni e ne aggiungeremo, come detto, altri 1700. Siamo in chiusura, ore 13 fra pochissimo, per parlare di sanità e per parlare della campagna anti-influenzale in partenza e poi questa sera alle 20:10 torneremo a parlare della tempesta Vaia, ma vi racconteremo anche tutto il moto di solidarietà che in pochi giorni, in poche settimane si mosse, l'abbraccio del Veneto alla montagna e alle zone colpite da Vaia. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia determinerà un peggioramento del tempo, venti in rinforzo e temperature in diminuzione, insomma arriva l'autunno. Vediamo nel dettaglio la situazione di martedì 29 ottobre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso, con piogge diffuse, come vediamo, un po' ovunque, localmente anche intense per tutto l'arco della giornata. Temperature, come detto, in calo, minime tra i 9 e i 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 13 e i 16 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni anche consistenti un po' su tutte le province della nostra regione. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 14 e i 15 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, avremo infatti condizioni di tempo perturbato con temporali diffusi. Temperature minime sugli 11 gradi, valori massimi invece sui 14 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.